Nel 2023 il tasso di crescita economica del Veneto sarà dello 0% e la regione scivolerà in recessione assieme al resto del paese. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, le situazioni peggiori sono a Vicenza, Treviso e Rovigo, dove per qualche decimale si scende al meno zero. Qualche decimale in più invece per Verona, Venezia e Belluno, mentre Padova è esattamente allo 0% di crescita. Per salvare i bilanci delle famiglie e delle imprese sarà necessario impiegare entro la fine dell'anno almeno 70 miliardi di euro. Se vogliamo salvare famiglie e imprese dobbiamo ricorrere a nuovi aiuti pubblici recuperandoli attraverso uno scostamento di bilancio. Le misure previste dall'Unione Europea sono importanti, ma rischiano di arrivare in ritardo. Per questo dobbiamo intervenire subito con ristori, contributi a fondi perduto e crediti d'imposta. Il nuovo governo dovrà varare una legge di bilancio 2023 da almeno 35 miliardi, di cui quasi 15 per rinnovare le misure contro il caro energia, 8,5 per indicizzare le pensioni, 5 per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, 2 miliardi per le spese indifferibili e altri 4 miliardi e mezzo per lo sconto contributivo del 2% a carico dei lavoratori dipendenti con reddito fino a 35 mila euro. Risorse, secondo la CGA di Mestre, che non includono altre misure, tantomeno quelle che sono state al centro della recentissima campagna elettorale, come l'estensione della flat tax, le pensioni minime a 1.000 euro, il taglio del cuneo fiscale.